Una stagione spaziale, riferimento alla luna implicito della grande impresa, ma reale, quella di rilanciare nell'universo dei teatri nazionali il Teatro Comunale Mario del Monaco di Treviso, che da quest'anno entra nella rete virtuosa del Teatro Stabile del Veneto. Un cartellone con 25 titoli per oltre 50 serate di spettacolo. A Treviso il Comunale finalmente rinasce. In modo veramente molto banale nei numeri vede passare un pubblico da 19.000 spettatori a oltre 50.000, quindi significa 30.000 persone in più che verranno in città, che vivranno la città e potranno godere della cultura che torna a nascere all'interno del Teatro Comunale. Come potete vedere è un teatro meraviglioso e qui siamo all'ingresso, per non parlare dei corridoi, per non parlare poi del palcoscenico e della platea, quindi è talmente bello che deve essere visitabile. Una cosa che mi ha fatto molto piacere nella proposta anche degli abbonamenti è vedere questi prezzi agevolati per gli over 26 e poi ci saranno delle tariffe agevolate anche per gli studenti universitari. Treviso sempre più città universitaria e quindi dare la possibilità ai giovani di venire con prezzi agevolati a godere delle bellezze della cultura e del teatro credo che sia un bel passo in avanti per la città di Treviso. Un teatro che appartenga al popolo sia perché rimane aperto il maggior numero di ore possibili durante la giornata, sia perché si apre a tutti i generi e a tutte le culture. Il cartellone è bellissimo, dall'opera anche gli appuntamenti più divertenti, ma ci sono anche molte altre novità in arrivo perché questo è un inizio, un punto di partenza. Grandi novità in arrivo per i 150 anni del teatro, quindi ci sarà un concerto con ospiti internazionali molto importante, non svelo troppo perché poi arriverà, un sacco di novità anche per aprire il teatro poi alle associazioni, ai giovani e una stagione concertistica che stiamo ultimando in arrivo. Quindi io credo che i trevigiani devono essere contenti. È una stagione aperta a tutti i pubblici, aperta a moltissime proposte. Abbiamo presentato oggi la stagione lirica, la stagione di prosa, la stagione di danza e la stagione di teatro comico e brillante, in un cartellone che spazia dalla Butterfly di Puccini a Nino Frassica, passando per Marco Paolini, per Umberto Orsini, passando per i solisti del Teatro alla Scala che porteranno un galà di danza. Insomma, è una stagione per tutti perché vogliamo che i cittadini sentano il teatro come una cosa loro e che tornino a visitarlo molte volte, molte sere.